sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así. Partita la gara SM Donne, SF. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. 43 le concorrenti della gara femminile. Partita. Ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Ripeto, sono 2 giri grandi del percorso per questa categoria. 4 km da percorrere. Vediamo se riesco a vedere qualche numero. Ora gli atleti sono impegnati nella zona alla fine del viale Alberato. Así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy mami. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. Las discotecas lo ponen bomba. Toda la gente lo baila bomba. Pero esto todo se acaba, acaba. Per quanto riguarda la gara femminile, Claudia Moro sta guidando dell'atletica trichiana davanti a Sara Trevisan dell'atletica piombinodese. Siamo solo alle prime battute e per quanto invece riguarda la maschile mi pare di aver visto davanti Roberto Orlandin della Salcus. Attenzione ai dirigenti di questi 2 atleti che probabilmente saranno impegnati in questo momento in gara. Lorenzo Villanova e Mattia Zanon sono invitati nella zona della segreteria TDS. Un dirigente per ognuno di questi 2 atleti, Mattia Zanon e Lorenzo Villanova, sono invitati presso la postazione della TDS. Ora gli atleti sono impegnati all'interno del parco e abbiamo lasciato al comando della gara femminile Claudia Moro, che stava guidando davanti a Sara Trevisan, ma c'era un gruppo ancora abbastanza folto al comando della gara con diverse altre ragazze, mentre per quanto riguarda la gara maschile mi sembrava una maglia del Ponzano, forse Osvaldo Franceschinis dell'atletica Ponzano, ma saremo più precisi adesso quando entreranno dal cancelletto che c'è vicino all'uscita del muretto dopo il parco.
Al comando della gara ora c'è un gruppetto formato da 4 unità, c'è sempre Claudia Moro, ma c'è sempre anche nel gruppetto di testa Osvaldo Franceschinis. Ora tra poco gli atleti usciranno e le atlete usciranno dalla zona del parco e entreranno verso il percorso, la zona di percorso dell'arrivo, per andare ad iniziare il secondo dei 2 giri grandi. Siamo quasi alla conclusione del primo giro. Ora si è staccata una concorrente al comando, vediamo se riusciamo a scorgere il numero. Sembra Sara Trevisan col numero 8, Sara Trevisan della Libertas Piombino-Dese. Ha preso un vantaggio di una ventina di metri nei confronti delle immediate inseguitrici. Alle sue spalle col numero 2 c'è sempre Claudia Moro. Eccola Sara Trevisan che fa il suo ingresso nella zona dell'arrivo per andare ad iniziare, poi andrà ad iniziare il secondo giro. Alle spalle di Trevisan ora non c'è più Moro, ma vediamo se riusciamo a vedere il numero. Si tratta di Jessica Doria. Jessica Doria per quanto riguarda davanti a Claudia Moro, e per la gara maschile vediamo che c'è Osvaldo De Franceschinis dell'Atletica Ponzano Cagno Autotrasporti in prima posizione. Va aumentando il vantaggio di Sara Trevisan nei confronti di Jessica Doria della Generali Runners SF35. Jessica Doria, così come mentre Sara Trevisan è un SF40. Hanno iniziato il secondo giro le concorrenti. Sempre al terzo posto c'è Claudia Moro dell'Atletica Trichiana. Marcia sicura verso il traguardo la portacolori dell'Atletica Piombino-Dese, Sara Trevisan. Ormai il suo vantaggio è nell'ordine dei 60-70 metri nei confronti della immediata inseguitrice, che è Jessica Doria della Generali Runners. Si sta portando di nuovo verso la zona del parco Sara Trevisan, solitaria al comando della gara. Sempre Sara Trevisan al comando. Alle sue spalle intanto Claudia Moro ha raggiunto Jessica Doria e c'è una coppia quindi al comando ad inseguire Sara Trevisan.
mentre sempre solitario è in prima posizione per la gara maschile Osvaldo De Franceschinis della Ponzano Gagno Autotrasporti. Ormai manca poco più di 1 chilometro alla conclusione di questa seconda gara, che sta vedendo il dominio di Sara Trevisan, Piombino Dese, che ha preso il comando a metà del primo giro ed ora sta via via aumentando il suo vantaggio nei confronti della coppia inseguitrice formata da Jessica Doria della Generali Runners e Claudia Moro dell'Atletica Trichiana. Tanto sto gustando un'ottima crostatina della LD di Gastone Lago, che è uno dei principali sponsor di questa manifestazione, insieme ad altri che ho già citato in precedenza. Quindi andate al fornitissimo stand di ristoro, dove potete usufruire degli ottimi prodotti di ristoro forniti anche dalla LD di Gastone Lago. Meno di 1 chilometro alla conclusione di questa gara, con Sara Trevisan che sta guidando solitaria la gara. Ciao Dario, buon lavoro. Sì, quindi invito quindi i concorrenti della gara precedente a portarsi verso la zona del palco premiazioni, perché saranno effettuate immediatamente le premiazioni. Dario Bolognesi è lì che sta chiamando, quindi portatevi verso la zona del palco premiazioni. Spero che anche lui abbia un'ottima crostatina della LD, che dà conforto con questo vento fresco. Mentre sta volgendo al termine questa gara, tra poco vedremo apparire, vediamo se ancora al comando, ma aveva accumulato un vantaggio tale da metterla al riparo da possibili sorprese Sara Trevisan di Piombino Dese. È sempre al comando Sara Trevisan solitaria, anzi, se possibile, il suo vantaggio mi pare che è decisamente aumentato, quindi dominio assoluto della portacolori della Piombino Dese, Libertas Piombino Dese. Eccola che sta entrando ora nel rettilineo opposto a quello dell'arrivo. Ormai mancano circa 200 metri alla conclusione, poco più di 200 metri alla conclusione per lei. Alle sue spalle si fa però molto determinata l'azione di Jessica Doria, sempre ancora bene in spinta Jessica Doria, poi Claudia Moro,
che ora sta allungando. Siamo ormai alle ultime battute con Sara Trevisan, Libertas Piombino Dese. Prepariamoci ad accogliere con un applauso splendida azione di questa concorrente che ha dominato la gara. Coraggiosamente si è portata al comando ed ora arriva solitaria tra gli applausi del pubblico presente. Sara Trevisan, Libertas Piombino Dese. Viene a concludere anche Jessica Doria, Generali Runners. Ottima, splendida anche la sua gara. Alle spalle di Jessica Doria il distacco è piuttosto importante, circa 150 metri. C'è Claudia Moro della Atletica Trichiana. Eccola Claudia che sta imboccando in questo momento il rettilineo d'arrivo. E alle spalle di Claudia Moro sta arrivando anche Mariangela Marsura dell'Atletica Valdobbiadene. Splendida anche la sua gara. Arrivano Claudia Moro e Mariangela Marsura, mentre sta arrivando il primo della gara MS maschi 506, Osvaldo Franceschinis, Atletica Ponzano. Arriva anche Daria Legnaro. No, non è Daria Legnaro questa, ma è Giuliana Bristot. Giuliana Bristot, poi Daria Legnaro alle sue spalle, dei Turristi. Mentre conclude la sua gara col numero 103 anche Giorgio Perin in seconda posizione per la gara maschile. Arrivano anche il numero 32 Tina Angela Sbrissa davanti a Roberta Mares. Ora si fanno più serrati gli arrivi, conclude la sua gara anche Paola Pascon davanti a Susi Zorzetto. E vediamo arrivare per la terza posizione della gara maschile Roberto Orlandin della Salcus. Conclude la gara anche Costantino Costantini della Tortellini Voltan Martellago e alle sue spalle c'è Giuseppe Baccaro della Atletica Riviera del Brenta. Enrica Guizzo, Atletica Valdobbiadene, ha concluso la sua gara davanti al portacolori degli Alpini Vicenza Bruno Tonin. Ecco anche l'arrivo di Claudia Gonella della Master Atletica. Ora sono numerosi gli arrivi, intanto invito a prepararsi le concorrenti della categoria allieve che dovranno percorrere la stessa distanza. Categoria allieve la cui partenza era prevista per le ore 10:10, siamo in leggerissimo ritardo, fisiologico direi, dato la lunghezza dei percorsi. Comunque stanno già entrando nel percorso. Se è possibile avere gli elenchi delle atlete della categoria allieve. Dominio in questa gara quindi di Sara Trevisan, anche lei ha un percorso, ha un passato di atleta agonistica nel giovanile, poi abbandonato per qualche anno ed ora è ritornata la passione e la vediamo sempre molto efficiente ed efficace la sua azione di spinta sui prati, quindi dove è necessario sono necessarie delle doti tecniche particolari.
Intanto si stanno allineando sulla linea di partenza le concorrenti della prossima gara, quella della categoria allieve. Sono 40 le concorrenti al via e andiamo a conoscerle personalmente. Maddalena Marchi insieme a New Food Verona. Attenzione a questa atleta perché sarà una delle atlete che potrebbero anche fare la differenza. Giada dalle Sasse, la Piave 2000, Marta Lorenzet, Lorena Nard e Elena Roccon, sempre della Piave 2000. Per l'Athletic Club Firex Belluno, Maria Chiara Celato ed Elisa Dal Piaz. L'Anatletica Feltre che schiera Chiara Corrent, Nadia Dalla Gasperina, Ilaria Fantinel e Sharon Grisotto. Poi la Polisportiva Caprioli di San Vito con Gaia Colli, Giulia Lancedelli, Veronica Menegus, Gaia Pompanin. Fiamme Oro con